Il messaggio profondo dell'opera è per la comunità. Il singolo conta solo perché fa parte di un tutto. La nostra voce ha senso solo quando dialoga con le altre. È un richiamo al senso di comunità e unione, senza le quali, soprattutto nella musica, in un'orchestra è difficile andare avanti, che arriva da Beatrice Venezzi durante la Lectio Magistralis sul Va Pensiero, davanti alle detenute del carcere femminile della Giudecca. Al termine dell'incontro Venezzi, nel suo primo appuntamento in città dopo la nomina a direttrice della Fenice, da mesi al centro di polemiche e proteste da parte degli orchestrali, ha lasciato la casa circondariale scortata dagli agenti della polizia penitenziaria, con un cappello calato sul volto, senza rilasciare alcuna dichiarazione. Ma quel richiamo al senso di comunità potrebbe anche essere destinato proprio a chi in città non la vuole. Potrebbe essere un monito ad avere un attimo di orientamento e di responsabilità nel comprendere che siamo tutti parte di una grande comunità. Perciò, come nell'orchestra, come nel coro, si va avanti se si segue un ordine, se si rispettano delle regole, dei ruoli, se si rispetta un'istituzione. Il teatro è di tutta la comunità, non è soltanto dei dipendenti che prendono i soldi dalla Fenice, è giusto anche di quelli che pagano, sono i cittadini, il teatro è di tutti, ci mancherebbe altro. È anche di quelli che suonano e che cantano, ma è anche di quelli che ascoltano. Si chiamano i clienti teoricamente. È che dobbiamo catturare gli altri e soprattutto giovani, insisto sui giovani. Anche per questo il primo cittadino, presente alla Lectio della Venezia insieme al sottosegretario al Ministero della Cultura Mazzi, al presidente della Biennale Buttafuoco e alla direttrice del carcere Campobasso, ha ribadito la sua fiducia nella nomina dopo aver annunciato che l'acconto del welfare sarà dato a metà febbraio. Qui nessuno dice che è tutto perfetto, però una città come questa deve avere il coraggio di sperimentare. Io l'ho conosciuta, ripeto, personalmente dopo che è stata nominata e ho avuto veramente proprio un'ottima percezione della persona. È una persona giovane, una donna, sì, e anche questo è un tema. Allora io penso che ci voglia coraggio, aprirsi alla città vuol dire questo, e la città è una città che sperimenta, proviamo, ascoltiamola, parliamoci, conosciamola, magari conosciamola personalmente intanto, perché sono state dette delle cose che secondo me non sono corrette. Tu non hai gli elementi per dire non è adeguata, non l'hai neanche mai provato, non l'hai neanche mai sentita, poi allora si casca sul metodo. Per Brugnaro si tratta di una strumentalizzazione politica che poco ha a che fare con le capacità professionali di Venezzi. Credo che all'interno ci sia anche un po' di strumentalizzazione, si va alle elezioni comunali, dico vuol dire che sta roba la risolveremo dopo le elezioni comunali, vorrei essere sicuro che qualcuno ci dica che non sarà candidato nelle liste, se no, se deve dirlo lo dica con trasparenza, così anche gli altri sanno che magari un po' di strumentalizzazione, lo so che a pensare male si fa peccato, però qualche volta ci si va vicino, vedremo.